Eguagliare non esiste negli 800. L'Italia con Maria Benedicta Cigbolu ieri terza, poi Ayomide Folorunso, Rebecca Borga la veneta, Folorunso emiliana, Cigbolu romana, italo-americana Trevisan che ha vinto i campionati italiani ed è stata però sostituita, ha messa Cigbolu, ha fatto bene. Polonia con Iga Baumgart, Anna Kiełbasinska, Małgorzata Holub e la formidabile Justina Svionti è la squadra favorita. Francia con Estelle Perrossier, Amandine Brossier, Agnès Rolai e Diana Iskaglie. Sta ben comportando Cigbolu che al momento è in testa, è seconda. In testa c'è la Polonia. Tenere presente che la linea dei 400 metri è sfalsata perché tiene conto di questo. Ayomide Folorunso, quarta piazza nei 400 ostacoli, scappa via intanto Kiełbasinska, inseguita dalla britannica Jodie Williams che era stata seconda sui 200. Prima frazionista era stata Emily Diamond, poi ci sarà per le britanniche Zoe Clark e Jessica Turner. Le spagnole che sono indietro, aggancia il gruppo di testa Ayomide, sono Andrea Jiménez, Auri Boquesa, Carmen Sánchez e Salma Celeste Parayuelo. Viene avanti Ayomide Folorunso ad avvicinarsi a Polonia e Gran Bretagna, rimane esterna proprio perché lì c'è in quarta linea Rebecca Borga. Buono il cambio, si è spaventata per un attimo temendo ci fosse già l'avversaria vicina, si stringe quanto più possibile Ayomide Folorunso. Rebecca Borga in terza posizione, una buona gara la sua, anche se siamo solo all'inizio. Per vincere devono fare meglio del risultato ottenuto 3:29:33 dall'Ucraina. Terza frazione, nella quarta ci sarà Giancarla Trevisan con la sua cattiveria e tenacia, peccato per l'assenza di Raffaella Lucudo che tatticamente è una maestra nella 4x400 e va anche forte. Bene Borga che non perde dalle due davanti, attenzione soprattutto a Justina Svionti che sarà l'ultima frazionista. Polonia, Gran Bretagna, Italia. Bene Borga che recupera a vista d'occhio sul secondo posto della Gran Bretagna, deve allargarsi proprio perché qui c'è la sua frazionista e poi parte prima comunque la Gran Bretagna per via del vantaggio offerto dalla corsia interna. Ultima frazione con Justina Svionti davanti a tutte, la campionessa d'Europa sia della 4x400 che delle 400 individuali. Giancarla Trevisan è lì come un falco nei confronti di Jessica Turner, ha preso una bella frazione, la bella frazione di Małgorzata Holub, Justina Svionti. Giancarla Trevisan molto vicina e adesso prova a sprintare, comincia anzitempo e cerca di giocarsela per la seconda piazza. Sbuffa l'italo-americana davanti la squadra polacca, deve fare 3:29:33, non riesce Giancarla, ma forse sì. Vince la Polonia, una buona Italia è terza, sì, fa meglio di 3:29:33, gran gara comunque delle 4 azzurre. E poi le altre, a cominciare dalla Germania con Francia e Spagna dietro. L'Italia recupera sicuramente punti importanti sulle altre, non sulla Gran Bretagna. Parlo del confronto diretto che era per il secondo posto che è scappato via. Andiamo ad aspettare i risultati. La vittoria netta nella finale B, chiamiamola così, 3:33:01, mentre la Spagna chiude con 3:32:72. Qui il primo cambio difficile, molto difficile. Ed ecco qui altri cambi. Una buona gara comunque delle 4 azzurre, 3:27:32 è un tempo robusto, bella prestazione complessiva. Si è ben battuta anche di fatto la debuttante ad alto livello Rebecca Borga, che è andata a sostituire la modenese dell'esercito Raffaella Lucudo, che aveva portato le ragazze italiane, grazie alla sua formidabile quarta frazione e alla sua maestria anche tattica, alla prima volta di ragazzi italiani sul podio del campionato mondiale a squadre. In quell'occasione a Yokohama tutte le squadre italiane 5 su 5 si erano guadagnate il posto per
Doha. Ecco qui il tratto finale, la proverbiale cattiveria sportiva di Giancarla Trevisan Dimic, che non riesce ad averla meglio di una, se possibile, tenace quanto lei. Perché 4 per 400, 10 punti per l'Italia, qui un guadagno di un paio di punti sulla Germania.